Ciao, sono Samuele di Qua il Buon Veneto. E io sono Sabrina. Oggi vi portiamo a Porto Buffolè. Porto Buffolè ha un'anima medievale che ci accoglie all'ingresso del borgo. È bellissimo, le sue architetture, le strade in pietra e le atmosfere che raccontano tempi lontani. Percorriamo il ponte in pietra che ha sostituito la precedente passerella in legno. Per fortuna che la città si è ripresa e ora possiamo ammirarla in tutto il suo splendore. Ma dov'è il centro storico? Sabrina, qui è tutto un centro storico. Pochi passi e raggiungiamo la trecentesca Casa Gaia, dimora della celebre Gaia da Camino. Sapevi che è stata citata da Dante Alighieri nel Purgatorio? Porto Buffolè faceva parte delle città murate. Ora la torre civica del X secolo è l'unica superstite delle 7 torri che dominavano il borgo. Pensa che al suo interno c'è un minaccioso foro dal quale i condannati venivano calati nella prigione sottostante. Siamo rimasti affascinati da questo luogo incantato, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, borgo di falegnami e barcaioli. Merita di essere visitato e noi speriamo di aver acceso la tua curiosità.